siamo appena ascoltati è una serie di Baby K che è qui con noi negli studi di Radio Popolare. Benvenuta. Yes, grazie. Oh, che bello, finalmente riusciamo ad averti nei nostri studi e insomma non c'era ancora mai stata, quindi appunto un benvenuto. E poi la domanda di rito con cui si inizia l'intervista qui a WH, cioè il tuo piatto preferito. Ah, eccoci qua. Allora, sconvolgerò un po' tutti i piani. Chi mi conosce bene lo sa che sto in fissa con l'orientale. Quindi uno dei miei piatti preferiti è il mie goreng, che è un piatto indonesiano. Me lo devi descrivere perché Okay. sennò vado in panico. Allora, sono dei sorte di noodles, così, con delle spezie però indonesiane, quindi diciamo che a livello di gusto è un incrocio fra il cinese e il thailandese, quindi c'è un po' di dolce ma nemmeno troppo speziato, però insomma ci sono delle verdure in mezzo e un Degli po' di ottimi pollo. sapori, ma si trova in Italia da qualche parte? Ci sono un po'. No. Dovresti andare nei ristoranti indonesiani o malesiani o a volte ce l'hanno nei thailandesi. Quindi proverò a informarmi. Adesso recupero Ho una detto guida perché una cosa complicatissima. esatto, sono un po' disorientato. E invece, ecco, a livello, visto che apri subito con una mondialità enorme, no? Tu ne sei un po'. Se ci fosse una città dove se tu potessi vivere in qualsiasi città del mondo, dove vivresti? Ottima domanda. Dove? Fino a poco tempo fa avrei detto Londra. Adesso vorrei dire qualche città americana, ma non LA, non New York, né Texas, una via di mezzo tipo San Francisco, ecco. Sei stata a San Francisco? No, però so che è molto ricorda un po' l'Europa, un po' per l'architettura, insomma alcune parti mi dicono che ricorda un po' l'architettura francese, una cosa così. Sì. È molto europea come città a livello di architettura. Poi secondo me è un bel misto, non sono né troppo, non so come dire, non è né troppo mondana tipo Hollywood e nemmeno troppo frenetico come New York, quindi, per cui si sta bene, diciamo, una bella via di mezzo. Sì. Se non avessi fatto la cantante, cosa avresti voluto fare? Che cosa avrei voluto fare? Avrei voluto fare sicuramente la stylist, l'ho fatto per un po' di anni, però anche il mondo della mafia, diciamo, scusami, il mondo della moda. E questo è un lapsus spesso, freudiano. Vedi, non volevo, però il mondo della moda, diciamo, non è semplicissimo, ha una gerarchia anche abbastanza particolare e spesso le stylist le prendono dall'estero, quindi è un po' difficile farcela, diciamo. Però la moda è sempre stata una passione mia e ci ho lavorato e quindi insomma Beh, tu lo hai uno amo stile molto. anche tuttora molto particolare, per cui porti avanti un po' questa passione. Invece il mondo cioè, come ti avvicini alla musica? Intanto cosa ascoltavi prima? Hai sempre ascoltato hip hop da quando sei nata? Cosa si ascoltava a casa tua? A casa si ascoltava, proprio a casa mio padre mi svegliava ogni sabato mattina con repertori del genere Frank Sinatra, Nat King Cole, Bee Gees, Stevie Wonder, Beach Boys, Rod Stewart, tutte queste cose così. E quindi quelli sono i miei primi ricordi, cose bellissime. Lo ringrazio tanto mio papà perché sicuramente, insomma, i miei ricordi a cui sono più legata sono, insomma, di questo tipo qua. Però prima dell'hip hop ascoltavo, la mia prima passione, proprio quella vera, era il UK Garage, conosciuto anche come Two Step. Poi è diventato grime, poi è diventato dubstep, così poi c'è stato un ritorno al UK Garage, però insomma è quel genere lì. E come sei arrivata all'hip hop? Tramite chi? Sono arrivata all'hip hop in questa maniera. Nel UK Garage mi rendevo conto che solo dopo praticamente ho capito che molti dei campioni che usavano non erano altro che campioni di canzoni R&B e hip hop storici, però remixati, rifatti, rivisitati con beat sincopati, molto più veloci. Allora io però l'ho capito molto dopo, l'ho capito grazie, diciamo, a una comitiva di ragazzi e ragazze amiche che ho conosciuto a Roma mentre ero nel mio periodo universitario. E ho iniziato a frequentare i locali black, come si chiamano qua, e poi mi sono resa conto, ma io conosco questo pezzo, ma conosco quell'altro, ma aspetta un attimo, questa base l'ho già sentita. Esatto, allora mi sono poi andata ad informare perché questa comitiva stava super in fissa per il rap, loro rappavano anche, li cito, si chiamano i Scala Reale.
Io mi ero fidanzata con uno di questi qui. Allora lui mi fece ascoltare un giorno Nas e mi fece ascoltare Poison. E da quel giorno mi sono detta aspetta un attimo, secondo me vuoi vedere che questo diventerà la mia nuova passione? Allora è stata così, mi sono innamorata, mi sono andata a comprare tipo tutta la discografia di Nas. E poi mi sono detta, vabbè, ho capito, devo cercare di capirne di più. Allora ho fatto tutta una ricerca all'indietro sull'hip hop, le basi, le radici, come è nato, che cos'è questo genere, bla bla bla. E poi sono diventata abbastanza afferrata in maniera, poi ho iniziato a fare radio e poi ciao. E poi ciao, benissimo. Beh, Nas è un ottimo punto di partenza, direi, sì, anche perché può attaccarti un po' di passione effettivamente se un po' ce l'hai dentro. Esatto. Cosa ascolti oggi invece? Oggi ascolto molto, allora mi piace essere abbastanza aggiornata, quindi devo dire che Drake mi ha mandato in fissa da un paio di anni, proprio ha dei testi unici al mondo, bellissimi, stupendi, però le basi sono sia variegati che anche molto, diciamo, attuali, anche un po' ignoranti, diciamo. Sì, a Roma, un bel po' rozzi, tamarre, esatto. sì, come si dice a Quindi, Milano. esatto, che a me piace molto. E quindi... Ti capisco e ti capiamo, parlo anche a nome di Consuelo che non è qui, però noi siamo belli tamari, per cui condividiamo. Io credo che se sei veramente appassionato di pop, quella parte ce l'hai, sì, ma un po' sì. No. Già al momento in cui uno decide di fare o il DJ o il ballerino o il rapper, devi amare lo sfoggiare dell'attitudine dei propri skills, quindi un fondo di tamarraggine a mio avviso devi avere. Pienamente d'accordo, se no è hip hop teorico, però non si può neanche definire hip hop, per cui... Bene. Allora, invece in Italia come vedi ora, vabbè, intanto il momento attuale, come lo giudichi? Si parla appunto sicuramente di una rifioritura, perché è bello comunque vedere che è riuscito a risuscitare di nuovo dopo gli anni 90, il periodo d'oro. Io purtroppo non li ho vissuto quegli anni perché ero via, però chiaramente sono cose storiche che un po' tutti sanno. Ed è bello vedere che adesso non è più un rapper per volta che viene spinto e trasmesso in radio, ma grazie a Dio si inizia ad avere un po' una vera scena, cioè una visione d'insieme proprio della scena. Esatto, prima era o solo Mondo Marcio o solo Fabri Fibra, invece adesso è Marracash, Mondo Marcio, Fabri Fibra, tanti personaggi, tante persone, tanti rapper. Secondo me si sta contaminando molto. Io credo che le radio dovrebbero comunque lasciare le cose, nel senso, se un genere va, non c'è bisogno che allora si debba per forza mettere quel brano che però in fondo non ha sonorità hip hop e non ha sonorità rap. Sì, il brano un po' paraculo, diciamo. Sono brani che magari sono su basi dance, o sono su basi... per carità, a me poi piace sperimentare, io amo anche l'elettro, ho fatto anche cose elettro, non è per giudicare minimamente, però non si deve perdere, però se va il rap perché le persone hanno finalmente iniziato a capirlo, allora non si deve avere più paura comunque di passare dei brani hip hop, cioè un po' e un po'. Ecco, assolutamente, io credo questo. Pienamente d'accordo tra l'altro con questa tua visione. Poi per carità una serie, questo brano qui comunque Dubstep per esempio, questo che abbiamo appena passato, quindi sì. non vorrei mai insomma far capire diventare una talebana del purito, però chiaramente no, invece tu come ti collochi nel mondo dell'hip hop come ragazza, cioè a livello femminile, diciamo? Quali sono state le difficoltà e quali pensi siano i punti di forza invece? Allora, i punti di forza sono sicuramente che chiaramente essendo tra le poche è più facile farsi notare, però non significa che farsi notare poi risulti in un farsi abbracciare e cogliere proprio con tutto il cuore, voglio dire, crearsi una strada e riuscire ad essere credibile agli occhi di tutti, farsi poi prenotare per le serate, farsi fare un booking, insomma così, è un'altra storia. In Italia, a mio avviso, ancora il popolo, proprio la società rispetto ad altri paesi è molto
ancora sessista, quindi subito è facile fare subito il paragone con le veline, cose del genere, ma non c'entra proprio niente, perché nei miei testi, voglio dire, un'attitudine io ce l'ho, i testi parlano da sé e comunque si capisce che, credo, almeno dalla mia musica, che non sono una scappata di casa, che ho deciso ieri sera di fare rap, insomma, quindi questo, tutto qui. Bene, allora direi di andare ad ascoltarci un altro brano dal tuo disco, una serie, e poi ricominciare la chiacchierata, anzi continuarla, e magari parlare anche un po' meglio del tuo disco e di quello che insomma stai facendo in questo momento. Cosa andiamo ad ascoltarci? Sei sola. Sei sola. Sei sola. Questa era Sei sola. Noi invece non siamo soli, c'è ancora Baby K con noi. Yes. E adesso, come promesso, 4 chiacchiere sul disco. Insomma, questo per te è stato un disco importante. Sì. Come è nato intanto? Come è nato? Dopo 3 EP e molti featuring, la Sony ha deciso di investire, insomma, su di me, e mi ha firmato. E nulla, poi si è interessato Tiziano Ferro. E come sono andate le cose con Tiziano? Cioè, com'è nata questa collaborazione? Che può sembrare strana magari Sì, dall'esterno. Sì, certo. Può sembrare strano, però chi conosce l'hip hop dagli anni 90 comunque sa lui chi già... è. Sì. Lui proviene da un ricco background che risale, insomma, all'hip hop e l'R&B. Ha fatto il corista per gli Atipici. Per gli Atipici, sì. I Sottotono, scusatemi, lapsus. Sì. Sottotono, e quindi lui le ha vissute proprio, quel periodo l'ha vissuto proprio in prima persona, quindi lui ha già questa passione. Gli è capitato di vedere il mio video Femminalfa, perché quando la Sony ancora stava cercando di capire, ma è il caso che testando un po' le cose. Che ne pensi tu? Michele Canova gli hanno mandato questo video, gli hanno fatto vedere, ma tu che ne pensi di questa ragazza? Ma così. E Michele quel giorno stava in studio e c'era Tiziano dietro di lui, e Tiziano ha visto il video, ha alzato gli occhi e ha detto ma... E allora ha iniziato a indagare, ha scaricato le mie vecchie cose, così, e praticamente si è messo in contatto con me attraverso delle persone che avevamo in comune, che non avrei mai saputo nella mia vita, e mi arriva un messaggio dicendo ciao, ti volevo dire che sei spacchi, bla bla bla. E io non credevo che fosse lui. Uno scherzo telefonico. Sì, perché praticamente una settimana prima mi aveva citato in un'intervista, e mi sono detto ma come... Già lì diceva. mi arrivano tipo 300 tweet tipo Tiziano Ferro ti ha citato, io, ma che cosa, non è possibile. Invece era vero. E nulla, quindi ero convinta che fosse un amico che mi faceva uno scherzo, tipo ti ha citato in un'intervista, adesso subito gli facciamo uno scherzetto. E invece no, allora ci siamo incontrati, abbiamo visto che abbiamo molto feeling, molte idee e gusti in comune per quanto riguarda la musica, e lui mi ha detto senti, io vorrei collaborare con te, ma non in maniera superficiale, facendo un featuring e basta. Io vorrei proprio ritrovarmi in studio, collaborare one on one da soli e scrivere insieme. Ti puoi immaginare? Immagino, sì, io la morta, reazione. sì, morta sul colpo, e nulla. Poi alla fine lui si è messo in contatto con la Sony e ha detto io vorrei produrre il disco, e la Sony credo che era estasiata. Ha detto benissimo, quindi come no, ecco. sta tentando di capire, baby, che così funziona. Esatto. No, in realtà poi è stato facile scrivere il disco, ci sono state difficoltà, come vi siete trovati poi? Sono arrivata in studio che avevo già 7-8 brani già scritti, perché stavo preparando un mixtape, però alla fine invece sono piaciuti quei brani che avevo scritto, fino al punto di mi hanno detto stop, non li fare uscire in free download, usiamoli per il disco. Allora così è stato, sono stati riarrangiati da Michele Canova, e poi invece abbiamo fatto dei brani, lui ha proposto 2 brani a me, e le abbiamo chiaramente rilavorati in maniera che io potessi inserire le mie parti rappate, ci potessi scrivere sopra, e
invece un altro è stato proposto da Fabri Fibra e gli altri invece li abbiamo scritti là in studio in 2 mesi e mezzo che sono stata a Milano a registrare il disco. Li ho scritti io in albergo oppure lì in studio. C'è un pezzo a cui sei più legata all'interno del disco? Qui Sì. scatta sempre la reazione, perché scatta la reazione artistica ma è un po' come scegliere tra i propri figli. Guarda, ce ne sono vari. Alla fine ce ne sono 3. Una sicuramente non cambierò mai. Lo avevo da 2 anni quel brano e alla fine si capisce dal testo che è sentito. Un altro invece è uno che non è partito da me e quindi alla fine non so come dire, nonostante non è partito da me invece è molto tuo, sì, molto sentito, perché dal vivo è una cosa, guarda, con la band non ti posso esprimere che cos'è, è proprio una scarica, una mina pazzesca ed è una seria e comunque appunto le cose che ho scritto, le cose che ha scritto anche Fabri Fibra, insomma, insieme sono cose che mi rispecchiano molto. È un messaggio che in realtà io credo molto nel messaggio del brano, e poi segna anche un po' il mio passaggio da vita un pochino più dietro le quinte, da ragazza semplicissima a ragazza che gira, fa 3000 cose, si fa vedere in giro. Così invece un altro è Sei sola, perché chiaramente lo si capisce, immagino, anche dalle mie parti rappate, che comunque si sente che là c'è qualcosa di vero e sentito, però anche l'idea di avere Tiziano Ferro che dice il mio nome in mezzo e dice sei sola, e in quel periodo era proprio mi rispecchiava molto, era proprio una riflessione di quel periodo, questi 3. Benissimo. Allora, prima di arrivare a quello che hai in ballo adesso, c'è un po' i live di fatto, e il fatto che adesso stai girando, e si parlava prima fuori onda, non smetti mai di lavorare, cioè non hai mai pause da una vita, no? Però è un buon segno. Sì, assolutamente Sì. un buon segno. Della ragazza di prima, anche dei progetti, anche della rapper di prima, cosa resta? I vari progetti che avevi in ballo, di cui qualcuno era anche parzialmente uscito, pensi di portarli avanti? Sì, io credo che dall'EP Femmina Alfa fino a questo disco, io credo che non ci sia stato, il mio stile sia rimasto così. Avevo fatto un EP prima di quello ed era SOS, però era il mio primo progetto, voglio dire, l'avevo registrato, alcuni brani l'avevo registrata io da sola in camera, proprio io che correvo dal microfono al PC per spingere rec. Play, esatto. Quindi voglio dire, in Femmina Alfa invece avevo già incanalato lo stile che volevo e il messaggio che volevo dare. E quindi a mio avviso il mio stile non è molto cambiato. No, assolutamente. Quello che credo è che magari, ecco, mi sono rilassata da alcuni punti di vista, ho esplorato alcuni altri argomenti che prima magari avevo un po' paura di fare. Sicuramente sei anche un po' più sicura di te, visto Ecco. anche, diciamo, il fatto che la piega che ha preso un po' il tutto. E invece i featuring come sono nati? Del disco? Sì. Featuring a sorpresa. Non me l'aspettavo, ad esempio il featuring con Tiziano Sei sola in teoria doveva essere cantato da una donna. Non l'abbiamo trovata questa donna. Allora lui ha detto: senti, ho capito che è già uscito Killer, basta, non me ne frega niente, canterò anche qua. Allora ok, perfetto così. E quindi io chiaramente contentissima. Quello di Fabri Fibra è stata una sorpresa, è una bellissima sorpresa, perché lui ha proposto questo brano e poi insomma abbiamo avuto di collaborare, quindi è stata una bellissima sorpresa. Poi Marrakesh era da molto tempo, in realtà gli avevo chiesto di partecipare ad un altro brano, invece quel brano sono rimasta solo io, e invece alla fine lui era perfetto, non cambierà mai, mancava qualcosa, e quindi alla fine abbiamo deciso di chiedere a lui. Mancava un pizzico di Marrakesh, no? Yes, esatto. Esattamente sì. quello. E ha dato il suo, ha fatto il suo su quel brano. Assolutamente. Dunque veniamo all'oggi.
Quindi Yes. tu sei partita con un tour, intanto le prime date, tutto bene? Com'è Tutto bene, com'è andata? Com'è partito? A bomba. Allora, abbiamo iniziato prima ad Ancona, al Pallarossini. Era Halloween, quindi abbiamo festeggiato con tutti, c'erano molti liceali, c'erano anche altri ospiti, 3.000 persone, fighissimo. Una roba, un bel pienone. Esatto, bellissimo. Poi siamo andati in Svizzera in un locale molto particolare, molto carino, con un carro armato sotto. No, non era un carro armato, era tipo un Caterpillar sotto il palco. Meno male che non aveva cannoni montati No. che potessero sparare da un momento all'altro Esatto. all'improvviso. Quindi molto particolare, ma più intimo, però Sì. molto molto bello. E adesso abbiamo poi abbiamo fatto Roma al Circolo degli Artisti, una bomba, voglio dire, Roma, poi a casa a Roma, mia, esatto, giochi in casa. famiglia, amici, così. Però è la prima volta che porto uno show in live integrale. Io ho molta esperienza di live, però mezz'ora, aperture, showcase, Cioè, questa cose è roba così. tua, quindi. Sì, quindi con la band tutto un altro sapore. E adesso nulla, stiamo aspettando il 30 a Cesena, Mhm. poi il 6 dicembre a Cinisello Balsamo, Quindi qua in zona Milano. esatto, a Milano. Segnatevi tutti quanti gli appuntamenti, Esatto. mi raccomando, Sei, mi raccomando. chi ascolta. Poi il 7 a Brescia, dicembre sempre. Sì. Poi il 21 a Marsala, Sicilia, quindi Wow. tutte le persone che mi chiedono ma la Sicilia non venite mai. E invece, invece, regalo ecco, di Natale ecco, praticamente. quindi mi raccomando. E il 31 a Capodanno potete festeggiare il Capodanno con una seria e l'Alfa Band Yes. alla Riva del Garda. Benissimo, per cui di fatto già, Però, già bella full. Sì, in realtà stanno entrando altre date. Queste sono sicure, diciamo che potreste trovarvi baby cake così all'improvviso Ecco, quindi, sotto casa. Sì, Per cui devono rimanere attenti. Esatto, state attenti. A livello di live, ce n'è uno che ti ricordi in particolare, un'esperienza live? Ecco, un'esperienza live tua con te sul palco che ti ricordi e una che invece a cui hai assistito da spettatrice. Vabbè, citerò, siccome i primi live, proprio show interi li sto facendo adesso, Mm. io me la suonerò e me la canterò un pochino. Vai, sei qui apposta. Non vorrei, però mi tocca, mi dispiace. Al live di Nicki Minaj Mhm. ho Sì, fatto sì. l'apertura e ho avuto la soddisfazione di, dopo quel live, ho avuto innanzitutto tantissimo seguito in più. Tante persone che non mi conoscevano invece adesso sono assidui follower. E non solo, però ho avuto uno della produzione di Nicki Minaj e un ballerino di Nicki Minaj venire da me a farmi complimenti. Queste sono E soddisfazioni. avere un americano Sì. che è abituato agli show, capito, quelli colossali, proprio super a fuochi d'artificio, pum pau, così all'americana, venire da te, rapper italiana, insomma, appena firmato, cioè ancora fresca, no, sulla Sì. scena. Insomma, quello è stato un bel momento per me. E live a cui ho assistito lo uniamo ed è sempre quello di Nicki Minaj. Stiamo arrivando agli sgoccioli di questa intervista perché mi stupisco del tempo che vola. Parliamo perché in realtà troppo. esatto, Io si sono una chiacchiera. chiacchierona. No, ma apprezziamo. Nelle interviste questo è molto apprezzato. Arriviamo quindi alle domande che sono un po' quelle conclusive dell'intervista. E sono sempre: cosa ascolti quando non ascolti hip hop? Purtroppo sono un po' monotona. Ascolti hip hop. No, mi piace molto l'R&B. Mhm. Mi piace il pop, però di un certo tipo. Cioè pop alla fine non significa niente. Esatto, è un'etichettona Significa che solo contiene popolare, tutto. quindi Sì. ci sono alcuni artisti che mi piacciono molto. Mi piace Beyoncé, mi piace Rihanna, mi piace Kanye West. Non so, vogliamo chiamarlo hip hop. Sì, dai, chiamiamolo All'estero è hip hop. pop, in Italia è Esatto. tipo, oddio, ma chi è questo personaggio strano? Però, diciamo, mi piace il pop fatto in una certa maniera. Se no, come dicevo, sono molto legata a alcune cose tipo Stevie Wonder, cose Sì. del passato, anche Blackstreet, Boyz II Men, Parecchia black music, Destiny's comunque. Child, sì. Sì. E oggi, per chiudere l'intervista, per salutarci, che Sì. cosa ci hai portato? Che cosa ci ascoltiamo di non hip hop? Ah, è vero. Sì. Vi porto, visto che ve l'ho citato più volte, andiamo ad ascoltare Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Perfetto, grazie della dolcezza finale, grazie mille Baby K per Grazie a il voi. tempo che ci hai concesso Grazie. e a presto, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie mille. Un Isn't she bacio. lovely?